Cioè, che i bambini siano più intelligenti degli adulti, secondo me non c'è dubbio. Quello che manca chiaramente, cioè probabilmente, è il fatto che un certo tipo di intelligenza emotiva si matura con l'esperienza. Vabbè, il film non ha nessuna pretesa, secondo me, di essere realistico in questi termini, perché per come l'ho vissuto io in quanto film è un film interamente popolato di proiezioni, no? E poi il cinema serve esattamente a questo, no? Cioè è una forma di compensazione assoluta, perché il tempo, che è questa coperta meravigliosa, a proposito di coperta, nel cinema può essere estesa, piegata, risvoltata in vari modi, e quindi poi niente mi toglie dalla testa che il film sia ambientato in una specie di mondo spettrale in cui ci sono questi fantasmi sostanzialmente che si esprimono forse anche in quanto tali, non proprio strettamente realistici. Will you guys just slow it down and make it funky? In qualche modo Non c'è strap stasera, quindi... c'è Carlos, c'è Oppi, un applauso per Oppi che è tornato tra noi. Il maestro. Allora, stasera niente presentazione, purtroppo. Non c'era niente da dire su questo. Non abbiamo trovato niente. No, non c'era niente. molto. Cioè, secondo Strap non c'era nulla. Sì. E anche io stesso non ho degli aneddoti sul film, Ok. perché cioè negli anni 20 del XXI secolo il rapporto con la storia è inesistente, praticamente non c'è più. Cioè, all'epoca dei social c'è solo il presente e basta. Però sono smentito dal fatto che invece Ma facciamo subito, dici? Facciamo subito così in botta. Ma ci sta. tu hai un'idea Ma ci migliore. sta. Hai No, un'idea no, no. migliore. Ok. No, io ti ascolto. Se Ok. hai un'idea migliore. Ma volete che andiamo subito col pezzo forte? Allora, diciamo che Non so stasera di cosa stai parlando. l'analisi tecnica la faranno Andrea Piccini e Sabina. Andrea Piccini ovviamente è un'unica parola, cioè Tutto attaccato. No, Ok. forse ho capito. Volete... No, Vabbè, sì, chiedo- sì. ok, Sì, va sì. bene. Allora, momento introduttivo, cioè non c'è ai noi la presentazione di Strap, che apro una parentesi che chiudo subito. Cioè, riguardando i dibattiti dell'ultimo periodo, io mi stavo sbregando a guardare la sua presentazione, quindi stasera che non c'è, io sono qua, ma non c'è la sua presentazione, mi sento incompleto, manca qualcosa, ma andremo avanti. Ci sarà la prossima volta, assicurato, sia lui che la presentazione, quindi shout out a Strap. Qual è la novità che abbiamo solo per stasera in via del tutto eccezionale? Non abbiamo qui con noi la regista, purtroppo, o meglio, non ancora. Ma abbiamo un testimone oculare. Ma abbiamo un testimone oculare e, come dire, scribacchino, cioè il sottoscritto, che qualche mese fa, a marzo, ho partecipato a una masterclass, penso si chiamino così, no? Un incontro. Si chiamavano diversamente, ma lasciamo perdere. Cioè, un incontro intensivo di 3 ore, cioè, che, con la regista, con Céline Sciamma, non sulla base di qualche merito, in realtà era una masterclass che l'Università di Venezia aveva aperto a tutta la sua comunità studentesca, quindi conoscevo la regista, conoscevo questo film e anche il suo film prima, che si chiama Ritratto della giovane in fiamme, che secondo me è il suo più bello di quelli che ha fatto finora, non ne ha fatti tanti, e mi ero scritto 2 o 3 cose che lei aveva detto durante questa masterclass. Cioè, lei ha tipo fatto 3 ore, io mi sono appuntato 10 righe di quello che ha detto, però sono le 10 righe secondo me più belle di quello che lei ha detto. La prima cosa, la notizia cattiva che diamo subito, non per, oh mamma, per indorare la pillola, parleremo, immagino, tra poco cosa ne pensiate voi del film. Ad alcuni di voi, ad alcune forse non è piaciuto. A me ad esempio questo film, lo diciamo subito, a me non piace. Sebbene l'abbia proposto io, cioè... Lei è nella curatela di questo cineforum, sì. Ha fatto pace con se stesso, vuole uno psicanalista. Bravo. Io, se vuole...
a chi vi affidate ogni venerdì sera a queste persone. Magari molti di voi può essere amato questo film, ebbene lei ha dichiarato che questo è il suo ultimo film e non farà altri film oltre a questo. Diciamo che è giovane, precisiamo. Sì, avrà 40 anni forse, poco più, poco meno. Questa non me la sono appuntata perché era talmente forte l'impatto emotivo di sta roba, ho detto, questa no. Io comunque, cioè, per quanto valga il mio parere, cioè, molto poco, purtroppo, cioè, io comunque decido di non crederle, secondo me è una balla, cioè, tra 5 anni ritorna sui suoi passi e fa un altro film. Diciamo che è giovane. Quindi, diciamo che è vabbè. Giovane, quindi tutto può essere, tutto può essere. Leggo qualcosa, poi magari leggo qualcos'altro durante la serata, cioè, non... cioè... Leggo cose nostre tipo crash test, tesi, la persona peggiore del mondo. Leggo cose, vedo gente. Abbasso Nanni Moretti. Abbasso questo, Nanni Moretti. Tampopo. Ola, ok. Allora, una cosa che mi ero appuntato, non so se sia una buona idea partire da questo, però è un motivo per cui a me il film, ad esempio, non è piaciuto. Però ecco, so che dirlo, porca vacca, mo mi lanciano i sassi. Però lei sosteneva questo, e in questo film c'è molto questo elemento. Comunque siamo proprio un intellettuale, cioè con questo coso in mano, col microfono, con tutti che mi ascoltano. Mo leggo una cazzata e niente. Lei ha detto queste due cose che sono collegate, che sono quelle che mi sono rimaste più impresse, che sono, ok... Allora, lei ha detto, perché sa anche parlare italiano. Cioè, io non so parlare francese, ma ne so parlare italiano. Parole sue. Frase 1. In Petit Mamà non c'è nulla di spettacolare. Vero? Frase 2, cioè nel senso di no, che fa spettacolo, che fa azione. Frase 2, riferendosi al cinema, è una macchina che chiede conflitto e archi narrativi. Vero, anche questo. Quindi adesso chiudo momentaneamente il libro degli appunti e se volete ne parliamo. Ok, però poi ci ritorni sugli appunti, vero? Perché noi facciamo affidamento su questo tesoro che tu hai spacciato come tale. È falso, l'hai scritto tu. Cioè, va bene, ok, io ti credo comunque. Volevo dire una cosa a proposito della costante ricerca del conflitto, che è giusta, ma mi ripetevano spesso all'Accademia Nazionale di Cinema di Bologna, quando provavo a presentare delle mie idee, delle mie proposte di sceneggiatura, per così, a me mancava sempre il conflitto. In tutte le idee che proponevo l'insegnante mi diceva sempre manca conflitto, e io penso che la ricerca del conflitto sia un po'... cioè alla fine viene da sé quando scrivi qualcosa. Penso che siamo tutti quanti in conflitto, ma comunque questo film mi ha ricordato anche come elemento di fantastico, fantasy, così, un libro che lessi alle medie che si chiama La moglie e l'uomo che viaggiava nel tempo, che era questo libro di questa donna che si innamora di un uomo che per una strana malattia, diciamo, lui compare nudo in varie zone temporali nello spazio e nel tempo della Terra e si trova sempre con questa donna che alla fine lo sposa, hanno una figlia, un sacco di interruzioni di gravidanze spontanee, ma alla fine riescono a confermare il loro amore. Hanno fatto un film molto mediocre con Eric Bana, una serie scritta da quello sceneggiatore Moffat, ma lasciamo perdere. Sì. Questo film mi ha ricordato proprio, mi ha rievocato un po' quel senso, cioè non ho vissuto bene il periodo delle medie io, ma è stato confortevole, forse sarà stata anche la coperta che mi sono portato da casa, e cioè questa non so neanche come descriverla, perché è un fantasy, un po' fantascienza. Il viaggio nel tempo è sempre stato legato a fantascienza, ma allo stesso tempo non ci sono macchine nel tempo qua, non c'è niente di spettacolare come hai detto tu prima, e penso che sia anche giusto così a volte, una cosa fantastica che succede semplicemente attraversando un boschetto, che è quello che pensano, che si può pensare da bambini, infatti, semplicemente viaggiare con la fantasia e a volte incontrare anche una persona con cui vorresti aver voluto conoscerla come era bambina, come era prima, e così. Tra l'altro
tra l'altro parlando di film senza trama in senso buono, film anche confortevoli e boschetto, cioè tipo top 5 errori da fare quando si fa una presentazione, fare riferimenti ad altri film, ma in questo caso a me questo film come mood, diciamo, ricorda un sacco Il mio vicino Totoro, che secondo me, cioè, in questa cosa è un po' più conosciuto rispetto a magari film sconosciuto. È un po' quella coccola, un po' quella carezza, cioè anche l'abbraccio finale, non c'è un vero nemico, non c'è qualcosa da combattere in senso stretto, sono 1 ora e 20 in cui succedono cose, però cioè, anche se non sono le più pazzesche di sempre, è comunque fighissimo, cioè non so cosa ne pensiate voi o voi, insomma, su questa assenza di trama in senso stretto, se è un valore aggiunto, se sia un problema, se come la viviate, ecco. No, lo so che avete qualcosa da dire, perché quando ho detto Il mio vicino Totoro ho sentito un oh collettivo. No, lo so. Sai che è la prima volta che mi ci fai pensare ed è vero effettivamente. Cioè lì c'è la madre malata malata in ospedale, sì, è strabello, bellissimo. Ma a voi questo film ha rievocato qualcosa, qualche pensiero? Avreste mai voluto, non lo so, vivere un'esperienza simile con un qualunque vostro parente, amico, conoscente, anche celebrità, non so, A voi questo film cosa ha trasmesso? Vanno bene qualunque range, dal amore totale a disgusto, volevo morire, va bene tutto. Beh, no, perché sono sempre per lasciare lo spazio al pubblico, quindi no, se qualcuno vuole dire qualcosa, intanto rompo il ghiaccio io e dico sì, che concordo tantissimo con questo mood che ha detto anche Francesco, proprio qualcosa di confortevole. Cioè io ho detto a una mia amica prima, appena è finito, cioè mi ricorda proprio il calore di mamma, cioè nel senso quella sensazione che penso e spero, insomma, ognuno di noi abbia provato almeno una volta, soprattutto durante l'infanzia, di cose che fa la mamma e che in qualche modo, o un genitore in realtà anche in generale, proprio all'interno, diciamo, del contesto domestico, familiare, e che proprio ti rimandano questa sensazione di calore. Cioè un'immagine che mi viene adesso è per dire quando c'è la mamma piccola che prepara il latte col cioccolato e se lo preparano e se lo mangiano, ed c'è questa discrepanza, nel senso che sono effettivamente 2 bambine che fanno, insomma, questa cosa, però allo stesso tempo traspariva quel calore materno invece, che è più legato a una figura adulta, ovviamente, non a una bambina. E credo che, insomma, la regista sia stata molto brava in questo, a rendere un po' per tutto il film, comunque attraverso una bambina, invece una sensazione materna, però quindi legata a una figura quasi materna, però legata a un mondo più adulto. E niente, insomma, quindi per me è questo, cioè se dovessi dire una frase, una parola, il calore di mamma, che sicuramente penso ognuno di noi abbia presente. Allora, per rompere un po' il ghiaccio, abbiamo pensato stasera di selezionare alcune parti di film, proiettarle e vedere se magari partendo da parti un po' più piccole e commentare scene magari è più facile. Vai Luca. Vi siete messi d'accordo? È incredibile. Ah sì, avevamo scelto questo momento, che è quella parte del film in cui appunto Marion, la bambina, comunica alla sua amica il fatto che lei abbia immaginato che la sua amica sia sua mamma da piccola, e questo perché sostanzialmente volevo un po' anche sapere come voi avete trovato, se vi è piaciuto questo espediente del doppio, il fatto che appunto la regista abbia pensato a questo stratagemma, se l'avevate capito. Io all'inizio ho fatto un po' di fatica quando c'era la questione nonna, non capivo bene, e se vi è piaciuto, se avete qualcosa da dire.
Vabbè, allora, a me è piaciuta come cosa e il dubbio effettivamente che mi veniva più da me è capire se si immaginava un po' più lei la cosa o se effettivamente avveniva, che immagino sia anche magari una cosa che abbastanza gente si è chiesta, perché effettivamente quando lei torna comunque nel passato che vede Mariam, si chiama la mamma? Mariam? Da piccola, quando poi incontra anche sua nonna, loro sono praticamente uguali, però non sembra realmente farci caso, almeno da come l'ho vista io. Quando invece il padre la vede, non so, sembra avere più una reazione effettiva, ma dal mio punto di vista sembrava un po' più dubbioso, però anche lui non sembra farci troppo caso, effettivamente. Quindi ero un attimo incerto se è strana come interazione, perché effettivamente se si fosse immaginata tutta la varia tutto ciò che era avvenuto, sembrava poi strano che effettivamente il padre, quando lei gli dice che effettivamente l'aveva invitata a casa sua alla fine, lo accetta tranquillamente, non sembra sorpreso, cioè reagisce normalmente, non come se si stesse immaginando tutto, non ci fosse davvero nessuno. E anche poi alla fine, quando Nelly chiama sua madre proprio per nome, mi sembrava come se lo facesse come quando erano bambine, che giustamente non la chiama mamma, ma la chiama come chiamerebbe un'amica. Quindi quello mi dava più l'impressione che entrambi si ricordassero effettivamente di quello che era successo nel passato, o che era appena successo, ecco, insomma. Però, non lo so, ero un po' incerto, effettivamente la volevo anche sapere un po' cosa potesse pensare la gente in merito, perché non ero né sicuro, magari l'idea era anche semplicemente di non rendere del tutto chiaro effettivamente cosa fosse giusto, se era stato magari più immaginata come cosa, se era avvenuta davvero, però niente, semplicemente volevo anche un'opinione che fosse al di fuori della mia, per capire anche effettivamente cosa avevate immaginato voi. Questo chiedo al microfono. Non serve applaudire ogni minchia di cosa. È una spirale. Ci piace. Grazie. Allora, io in merito a questa domanda qua e questa scena qua, allora io all'inizio pensavo fosse la nonna, la bambina, e forse avrei preferito. Nel senso che, perché io mi sono perso i primi 5 minuti, e quindi però si poteva capire dopo effettivamente che loro erano dentro la casa della nonna. Però io ho associato questa cosa qua, almeno l'idea, perché anch'io ero un po' confuso all'inizio, cioè non capivo un cazzo, perché c'erano tutte ste bambine, non capivo. Però pensavo fosse la nonna, perché lei, com'è che si chiama sta bocciassa? Nelly, grazie. Quando abbraccia la madre, no, chiedendogli come l'avresti salutata, no, la nonna, che io personalmente mi sono ritrovato molto, perché se qualcuno qua ha perso un parente tipo una nonna, un nonno, cioè io personalmente me lo sono chiesto come l'avrei salutata se avessi saputo che sarebbe morta da lì a poco. E quindi io ho associato questa cosa qua, e nel momento in cui ho visto la bambina mi sono girato verso di lui e ho detto è la nonna, sicuro, infatti non era lei. Però, cioè, allora a me il film è piaciuto, cioè discretamente è interessante secondo me questa cosa del doppelganger, diciamo, citando La Serata, su questa somiglianza abbastanza allucinante. Però non ho capito veramente il senso per cui è stata interpellata la madre bambina e non la nonna, perché proprio per questo motivo, cioè nel senso la figlia aveva bisogno della figura non materna secondo me, ma della figura della nonna, perché appunto aveva questo legame che viene citato diverse volte nel film. Quindi non ho capito che senso abbia avuto scegliere la madre invece che la nonna da bambina, perché poi anche nel passato la nonna, cioè, è un cameo, cioè viene lì, fa 2 o 3 robe, basta, cioè
Anche nel finale, quando lei è in ambulanza, io pensavo che si abbracciassero perché mi ero legato alla battuta che aveva fatto la bambina dall'inizio, e quando non l'ho vista sono rimasto molto deluso e basta. Quindi sì, carino, ci stava. Grazie. Questo silenzio di tomba fa tipo impressione di essere in chiesa, non lo so. Comunque, no, secondo me il film trattava tutto sommato della perdita o comunque dell'assenza della figura materna, perché la madre perde sua madre, che è la nonna della bambina, e la bambina perde sua madre perché sua madre è ovviamente è assente mentalmente perché è presa dal lutto della sua stessa madre, ed è per questo secondo me che lei cerca una specie di dimensione materna nell'altra bambina, per cui poi appunto c'è questo scambio di battute per cui lei dice sono tua bambina, cioè sono la tua bambina, così, anche perché l'altra bambina doveva come fare da madre per certi versi alla sua stessa madre, cioè il modo in cui lei si preparava il latte con i cereali da sola, per esempio, che era specularmente opposto rispetto al modo in cui Nelly trovava la colazione pronta ogni mattina, o comunque il fatto sì che lei facesse un sacco di cose da sola, cioè fosse molto, molto autonoma, molto di più rispetto insomma a Nelly. E questo la caratterizza secondo me come una sorta di, cioè agli occhi di Nelly diventa una sorta di madre tra molte virgolette, però sono un po' quelle fantasie secondo me che noi ci facciamo da bambini, cioè mi ricordo anch'io giocavo a mamma casetta e queste cose qua sono secondo me parte forse dell'essere donna, ecco. E infatti la regista ha un suo modo, secondo me, di toccare la femminilità, l'aspetto, sì, questa cosa, no, dell'essere donna. Infatti i personaggi rilevanti alla storia sono tutti personaggi femminili. E mi ero dimenticata che lei è anche la regista del film che citava Opi prima, Ritratto di una ragazza in fiamme, che anche quello è un film totalmente, interamente femminile. Ecco, quindi credo che un po' il suo modo cioè il suo occhio da regista probabilmente è quello, e secondo me questo è molto, cioè in questo senso è molto, molto particolare, ecco. Secondo me la scena più bella era quando loro stavano preparando i pancake e ridevano, la risata delle due bambine era una cosa veramente fantastica. Grazie, sono d'accordo. Volevo aggiungere solo una piccola cosa, sempre rispetto al fatto che sentiva la mancanza di una figura materna. Era anche in una brevissima parte prima di andare a dormire che, adesso non mi ricordo cosa le chiedeva, la mamma le chiedeva perché mi fai così tante domande, e Nelly gli risponde perché è l'unico momento in cui ti vedo. E quindi anche lì si capisce che la solitudine di questa bambina, anche nelle scene iniziali che gioca da sola, è effettivamente sola. Quindi non solo nel momento in cui ha perso la nonna, ma anche nel momento in cui sua madre non c'è e neanche i suoi genitori, lei è lì da sé. E una cosa che però non c'entra adesso con questo, per me è un pugno sullo stomaco arrivato quando il padre le ha risposto, quando era la sua parola da piccolo, mio padre. Lì è stata una stilettata proprio, zac, così, non me l'aspettavo. È un film molto puccioso, quel momento steso totale. Non so se sono l'unico che... Dici perché è forzatamente... No, perché non me l'aspettavo. Cioè era tutto carino, eccetera, e chiede al papà, a me, quando erano le tue paure da piccolo? Sì, avevo paura di mio padre. Avevo paura di mio padre, cioè arriva proprio, zac, così, diretta alla bambina, senza mezzi termini, senza... così. Beh... sì, cioè poi non so come debba essere interpretato questo, nel senso che uno può dire, cioè può immaginare le peggio cose chiaramente dietro questa risposta, però forse nell'ottica del film che è, cioè, squisitamente femminile, può voler dire ok, cioè
la figura paterna forse aveva uno spessore autoritario diverso quando, cioè anni fa, qualche anno fa, quando il padre era più giovane, non lo so. Però è vero che ci sono alcune cose, alcune battute che sembrano vagamente forzate, cioè quella è una di quelle a cui avevo pensato anch'io, e l'altra è quando la bambina dice, cioè Marion dice a Nelly, ma tranquilla perché non sei tu, cioè non è da te che si è originata la mia tristezza. Anche questo era un po' schematico forse, però sì, diciamo che non ci ho visto proprio tutta questa cattiveria dietro la frase. È un po' programmatica come cosa dentro il film, dentro un film molto al femminile, però forse diciamo che non avevo pensato al risvolto totalmente negativo a cui forse pensavi tu, però non so se sto interpretando male. No, sì, nel senso non me l'aspettavo, perché era, come dire, una paura. Ad esempio, quando aveva chiesto la paura alla madre, le aveva detto la pantera nera, le aveva fatto un pochino come dire, era un pochino giocoso anche, mentre arriva il padre che, come dire, è un argomento abbastanza serio, non elabora, e quindi sì, ovviamente non si può sapere, però arriva lì e zac. Sì. Tuo nonno era la mia paura più grande, che, come dire, non è proprio la cosa migliore da dire a una bambina a 8 anni forse. E invece anche un altro momento effettivamente è stato quando stavano parlando prima di andare a dormire, Nelly e Marion, però la versione bambina, del fatto mi volevi quando avevi 23 anni. Anche lì è stato un momento, mamma mia, un po' sì. Il secondo frame che avremmo voluto Vedi, troppo ho anticipato. Vabbè. E niente, sì, questo solo. Anche lì sì, c'è qualcosa di commovente comunque nel fatto che, cioè almeno nell'economia del film è commovente pensare che a 20 anni, cioè già da piccola, questa madre bambina stia già proiettando sull'idea di avere una figlia, cioè che è una cosa un po' da bambina effettivamente, non cioè appartiene alle fantasie che uno può avere da bambino. Però è anche vero che tutto il tempo del film, come qualcuno anche ha un po' osservato, è un tempo strano, cioè è quasi sospeso, è un tempo estatico, per cui non si sa bene se sia reale, se non sia reale, quanto sia reale. Tutto, cioè interamente, non solo il fatto che a un certo punto lei incontra una copia esatta della casa della nonna per come poteva essere negli anni '80, diciamo, ma sin dall'inizio c'è e qui anche si capisce forse l'equivoco con la nonna. Vabbè, tu non eri presente nei primi minuti del film, però effettivamente la prima inquadratura c'è questa penna che passa dalla mano mentre stanno facendo le parole crociate Nelly e questa signora anziana che non sembra sua nonna, perché c'è tutta questa lunga inquadratura in cui in realtà, cioè, si suppone che la nonna sia già morta a quel punto, però allo stesso tempo c'è il dubbio che in realtà si tratti proprio di sua nonna, nel senso che poi c'è un'altra sequenza con le parole crociate più avanti nel film, quindi c'è una specie di rima interna che sembra far pensare che la signora anziana che si vede proprio all'inizio del film sia effettivamente la nonna, anche se appunto c'è questa carrellata lungo il corridoio dell'ospedale in cui a un certo punto della carrellata sembra che la nonna se ne sia già andata, e questo fa parte un po' del tempo strano in cui il film è ambientato, secondo me. Però è molto bello appunto perché c'è questa penna che passa quasi senza, cioè in un'unica inquadratura, dalla mano della nonna anziana alla mano di lei bambina, e questa cosa un po' ti depista subito, poi capisci che sì, è stata la nonna o presunta tale a consegnarle la matita, però è tutto dentro questo gioco di scambi, di transfert che il film lavora, e quindi è anche bello che sia interpretato come qualche cosa di molto astratto, in cui queste figure si compenetrano, diventano come dire, ricettacoli di più identità, che sia la nonna o la madre. Poi nel caso specifico è la madre, sono d'accordo con Stella quando dice che sì, la madre è assente e quindi c'è il lutto della madre che ha perso la nonna, c'è il lutto della bambina che ha perso la nonna e che è in lutto per la madre assente, quindi sostanzialmente c'è questa compensazione
alla Totoro, che non fa apparire un Totoro, però fa apparire un'altra madre bambina, insomma, che è interpretata da una gemella, quindi loro sono particolarmente, cioè si scambiano molto volentieri, insomma, poi le si riconosce forse anche per i vestiti, perché se l'occhio attento ci fa caso, c'è qualcosa. Sì, esatto. Ma insomma, o meglio, c'è questo. Sì, no, che il colore predominante per Nelly è il blu, mentre quello per Marion è il rosso. Io questo non è una sottigliezza che non ho. Sì, poi ho notato che man mano che va avanti il film il blu comincia a prendere anche Marion, comincia anche lei a vestirsi, forse per indicare più la vicinanza tra loro due. Okay. Almeno questo ho inteso io. Bello, non ci avevo fatto caso. No, io volevo dare velocemente la mia interpretazione riguardo sempre alla domanda che hai fatto tu, cioè perché la mamma e non la nonna. Concordo che c'è tutto un tema di perdita, quindi anche appunto del lutto, eccetera, però secondo me in quel momento è come se attraverso questo stratagemma della bambina, che in realtà è sua madre, eccetera, eccetera, e cioè lì è come se si riconnettesse di più con sua madre, cioè magari era stata, cioè la mamma può essere che il rapporto con la mamma fosse magari meno forte rispetto a quello con la nonna, penso anche proprio a mie esperienze personali, a volte le nonne giocano un ruolo molto importante, in alcune fasi della vita forse, dico più importante di quello di una madre, però può essere che comunque assumano un'importanza forte. E quindi nel momento in cui va a mancare la nonna, cioè come se Nelly fosse portata invece, cioè attraverso questo stratagemma la regista la portasse più a riconnettersi, a connettersi di più con sua madre, cioè con la figura femminile che in quel momento le rimane, la nonna è come se il suo l'avesse fatto, no? Cioè adesso sta la madre e figlia a continuare con la vita e tutto. Cioè io l'ho interpretata così, però è un'interpretazione personale, mi rendo conto. Cioè ci sono moltissime sfaccettature, come diceva anche Carlo, cioè cose che si compenetrano, quindi è molto difficile. Però ecco, no, volevo solo dire la mia su questo, ecco. Sì, poi io parlo per esperienza personale, appunto, riguardo che quando un nonno o una nonna sta per venire a mancare, i figli, che sarebbero appunto i genitori del nipote, cominciano a vederli sempre più assenti, perché devono passare sono gli ultimi momenti che passano con i loro genitori, e quindi penso che Nelly stesse vedendo la madre sempre meno, perché la madre si sta occupando della nonna che stava morendo, quindi io la vedo così. Volevo agganciarmi a una cosa che ha detto prima Stella e nel farlo raccontarvi un'altra cosa. L'altro giorno io e il mio coinquilino siamo stati a vedere Il Padrino 2 Ah, ok. Vabbè, cioè rendetevi conto. Parentesi, capre, chiudo, dura proprio 10 secondi. Diffidate da chiunque vi dica Il Padrino 2 maggiori Il Padrino 1. Non è vero. Il Padrino 1 maggiore Il Padrino 2, chiusa parentesi, vedo già facce di sdegno, ma ci sta. E andando comunque a vedere il film, tipo, gli ho detto scherzando, ma lo pensavo per davvero in realtà, tipo gli ho detto: Fra, stiamo facendo la cosa più da maschi possibile, cioè due che vanno a vedere Il Padrino al cinema, no? C'è poi il prototipo, cioè del maschio medio, insomma. E questo per dire invece che, ecco, ovviamente, cioè, si parte sempre dall'esagerazione, vedo Silvia che si sta sbellicando. Questo per dire però un'altra cosa che invece mi sta molto più a cuore, che è relativa molto più a questo film. Cioè che, come ha detto prima Stella, in realtà questo è un film dove una regista donna racconta due donne, in questo caso due bambine. E chiedo l'accortezza a Luca se per piacere può mettere un attimo la locandina. Locandine scritte settimanalmente da noi, per chiunque non lo sapesse, in questo caso da Sabina, se non sbaglio. C'è una cosa nella cartolina che ha scritto Sabina verso la fine che mi ha sinceramente colpito molto, ossia il fatto della rappresentazione, cioè di come le persone in questo caso più che le cose vengono rappresentate. In questo caso rappresentazione femminile non fatta da un regista uomo ma da una regista donna, e lei, leggo, Sabina scrive, e mi vede d'accordo non al 100% di più,
dicendo che una nota di merito per la rappresentazione dell'infanzia femminile e delle protagoniste stesse. La forza con cui Nelly colpisce la pallina, che poi perderà in mezzo alla vegetazione, sbalza via una raffigurazione spesso stereotipata delle figure femminili più frequentemente accostate a caratteristiche come modestia e grazia. Il film invece mostra due bambine dalla vivida immaginazione, estremamente intelligenti e argute nel loro saper sondare e interpretare l'ambiente domestico intorno a loro. E allora qui vi chiedo a tutti e a tutte voi, che impressioni vi ha fatto la rappresentazione femminile, quindi in caso del film delle due bambine, e cosa ne pensate voi? Cioè vi ritrovate con questo? È un ritratto fedele di quello che possono essere due bambine? Lo vedete distante? È magari caricato? È un po' troppo romanzato? Sono veramente molto curioso di sapere cosa ne pensate tutti voi in merito a questo. Io volevo dire un'altra cosa, però rispondo anche a questa domanda. Secondo me sembravano particolarmente cresciute, nel senso che sembravano più adulte durante tutto il film che bambine, tranne nel momento in cui hanno fatto le crepes. E quello che volevo dire prima era sempre su, cioè, l'interpretazione del film. A me ha colpito come la bambina appunto sembrasse molto adulta e notasse la sofferenza della madre, che viene appunto citata verso la fine del film. E una scena dell'inizio che mi è rimasta impressa è la bambina che chiede appunto alla madre e al padre di raccontare di più della loro infanzia, perché non so niente di voi tranne le cose superficiali. E quindi come l'ho interpretato un po' io è stato praticamente questo desiderio della bambina di conoscere di più i genitori, in particolare della mamma, e magari anche della tristezza, il motivo per cui comunque è molto distante in questo momento. E appunto quindi il film l'ha portata a conoscere l'infanzia della madre usando questo, tra virgolette, gioco del doppio, in cui ho conosciuto una bambina che rispecchiava la madre, quindi niente, così era un po' come l'ho visto. Fine. No, basta, dite. Niente, la mia cosa era solo per dire effettivamente, per riprendermi un po' quello che dicevi, che secondo te sembrano più cresciute dell'età che effettivamente dovrebbero avere. Invece io l'ho apprezzata come cosa perché spesso magari neanche proprio nei film ma nella vita di tutti i giorni si tende a considerare che effettivamente i bambini di 8-9 anni come hanno le protagoniste non capiscono, cioè capiscono relativamente poco, quindi gli si parla molto piano, cercando di come quasi si parlasse a un neonato circa, perché si ha l'impressione che non possono capire. Invece a me è piaciuto come sono rappresentate nel film, proprio perché sono sveglie effettivamente, sono delle bambine che comprendono, si fanno domande, delle bambine sveglie effettivamente, e mi piace come rappresentazione perché la considero comunque effettivamente fedele a quello che poi ovvio che ci sono bambini magari un po' più svegli, bambini non stupidi, volevo dire semplicemente un po' meno svegli, okay, non è niente di male, capita. Però appunto, cioè, mi è piaciuta molto come cosa, perché anche magari banalmente, non lo so, nei film per bambini, nei cartoni, non lo so, Dio mio, si ha un linguaggio quasi dove effettivamente parlare più a un po' più degli stupidi effettivamente, non lo so come dirlo, un po' perché sei stupido, quindi non lo so, a me è piaciuto molto effettivamente, la ritengo comunque accurata, nel senso non trovo assurdo che queste bambine effettivamente hanno 8 anni, non sono così piccole, sono giovani ma non sono così piccole, quindi giustamente si fanno delle domande e riescono a fare dei pensieri logici
in merito a ciò che le circonda e ciò che avviene. Personalmente l'ho apprezzato, ecco, sì. Ho finito, scusa. Allora, anch'io sono d'accordo nel fatto che siano sviluppate molto bene e che siano dei bei personaggi, però l'ho trovato molto triste. Cioè, io ho lavorato con bambini anche di 8, 10, eccetera, tanti anni, e durante tutto il film erano più serie, più introspettive e più, non lo so, in un certo senso anche sole, e quindi sicuramente bei personaggi. Secondo me è un po' triste, perché i bambini non è che sono stupidi, però comunque è giusto, secondo me, che a una certa età siano anche più spensierati. Quindi secondo me quello... Secondo me è in realtà molto interessante il modo in cui è rappresentato queste bambine, perché appunto vengono spesso un pochino, come diceva appunto Filippo, un po' considerate un po' più stupide, cioè prese un po' sotto gamba, come non possono capire certi argomenti perché non le riguardano. Però secondo me il modo che ha avuto di rappresentare l'universo più infantile, cioè è in realtà appunto fedele, perché questi bambini magari non sanno, comunque non affrontano certi temi perché vengono un po', cioè i genitori li proteggono, non li lasciano affrontare, però loro si rendono conto di queste cose, quindi poter affrontare questi temi, cioè comunque in un film che li mostra. E mi è venuto in mente che, ho letto che la regista è anche sceneggiatrice di La mia vita da zucchina, in cui è affrontato un po' questo tema, dove i bambini appunto non vengono considerati stupidi o non in grado di capire certi argomenti, ma in un film che sembra, l'animazione è un po' strana, un po' spooky, però comunque si usa la stop motion, che spesso viene considerata anche magari un po' più infantile come arte, per mostrare un universo che è cupo, questi bambini che hanno affrontato dei traumi, dei lutti già in età sono molto piccoli, insomma, ti permette di far capire che anche i bambini possono avere un universo molto più profondo e molto più grande di quello che spesso viene immaginato. E quindi secondo me ha un po' riportato il tema che aveva affrontato nella mia vita da zucchina, e insomma mi è piaciuto molto. Grazie. Forse c'era oltre a Stella anche il ragazzo alla destra della ragazza con maglione rosso. Sì, volevo fare un ragionamento abbastanza simile proprio sul fatto che questi comportamenti più seri di quelli che si aspetta di solito da dei bambini sono proprio legati a questa mancanza, a questa morte che li fa affrontare pensieri che non dico che non dovrebbero avere, magari, ma non ci si aspetta di avere a certe età, però nei momenti in cui manca la nonna, questa bambina si trova con magari molti dubbi, in primis legati anche a non averla salutata, e quindi cose in sospeso che poi giungono e arrivano a tutte le domande che ha fatto alla madre e al padre sulle paure, su come sono andate certe cose nella loro vita. E quindi sì, in sostanza credo che questa maggiore maturità delle bambine sia legata al modo in cui affrontano ciò che è successo, appunto, un evento tragico da cui inizia il film, tutto qui. Quindi comunque un ragionamento simile a quello che è appena stato fatto. C'era Stella, mi pare. Grazie. Sì, sono d'accordo con questi ultimi interventi che sono stati fatti, e volevo aggiungere che secondo me un po' il modo di parlare delle bambine è talmente introspettivo che forse un po' toglie credibilità ai loro personaggi per certi versi, perché i bambini sono capaci di dire cose strane e anche molto profonde. Una volta una bambina mi ha detto: io non ho mai saputo che cosa vuol dire essere felici. E questa bambina avrà avuto tipo 7 anni. Io mi sono spaventata tantissimo. Perché era tipo un centro estivo, capisci? Cioè, luglio, eravamo seduti tipo... No, è stato terribile. Eravamo seduti tipo a mangiare, capito? Questa qua...
io non ho mai saputo che cosa. E dopo sono tornata a casa e ho detto: mamma, ma questa bambina oggi mi ha detto sta cosa. E mia mamma mi fa che secondo lei la bambina stava ripetendo cose che aveva sentito dire da altri. Non lo so. Non lo so e non lo sapremo mai, però questa cosa è successa 4 anni fa e ogni tanto ci penso ancora, perché è stata l'unica istanza, diciamo, di frasi sentite da bambini che mi hanno colpito così tanto, perché era veramente molto impattante, ecco, come cosa da dire. Quindi credo che i bambini siano capaci di fare anche questo tipo di discorsi, però tutto sommato trovo che sia anche triste il fatto che queste 2 bambine sono portate a parlare in questo modo, no? È come se avessero in un certo senso saltato un po' il loro essere bambine, che però poi in realtà questa cosa si recupera alla fine quando fanno i pancake, no? C'è questo momento un po' in cui la loro spensieratezza infantile riemerge e questo insomma è stato molto, molto bello, fa calore, diciamo, vedere questa cosa rispetto anche a tante altre scene più commoventi nel resto del film. Grazie. Cioè che i bambini siano più intelligenti degli adulti, secondo me non c'è dubbio. Però quello che manca chiaramente, cioè probabilmente è il fatto che un certo tipo di intelligenza emotiva si matura con l'esperienza, per cui diciamo che il film non ha nessuna pretesa, secondo me, di essere realistico in questi termini, perché almeno, cioè, per come l'ho vissuto io in quanto film, è un film interamente popolato di proiezioni, no? Cioè, e poi il cinema serve esattamente a questo, no? Cioè, è una forma di compensazione assoluta, perché il tempo, che è questa coperta meravigliosa, a proposito di coperta, che può essere, cioè nel cinema può essere estesa, piegata, risvoltata in vari modi, e quindi poi niente mi toglie dalla testa che il film sia ambientato in una specie di mondo spettrale in cui ci sono questi fantasmi sostanzialmente, che si esprimono forse anche in quanto tali, non proprio in termini strettamente realistici, e questo mi fa anche dire che il film sì è molto tenero, però ha anche qualche cosa di inquietante forse, non lo so, però il fatto che sia ammantato di questo silenzio quasi interamente ti mette in una condizione d'animo quasi molto bizzarra, perché appunto non succede niente che non sia per lo più tenero e commovente, secondo me, però allo stesso tempo c'è questo senso di sospensione che ha un che di spettrale, quindi è un po' dissonante da questo punto di vista il film, almeno secondo la mia esperienza di spettatore, cioè come l'ho vissuto io, quindi non in senso assoluto. Anche se il nostro tentativo inserendolo era quello di tagliare forse un po' l'aria rispetto a cose più... Di sicuro... Sì, ecco, cioè rispetto alla declinazione del doppio tradizionale, classica. Poi, vabbè, cioè, questa è una divagazione mia, però effettivamente, cioè, non so quanti abbiano pensato a questa cosa, e qua magari anche ve lo chiedo, cioè non so se anche a voi sia capitato di, non so, captare questo sentimento del tempo, per cui a un certo punto della vostra vita vi è capitato di immaginare come potrebbero essere stati i vostri genitori da giovani, che poi, vabbè, è una cosa scontata perché c'è Ritorno al futuro che ci spiega tutto su queste cose, però è una cosa interessante e che ha a che fare proprio col tempo e con il modo, con il rapporto che ognuno ha col tempo. Però a me onestamente è capitato, io lo chiederei anche a voi, non so se qualcuno ha qualcosa da dire rispetto a questo.
può essere interessante. Adesso dico una cazzata, faccio lo no, è poretto. No, adesso dico no, cioè c'entra con questa cosa, ma solo per dire che a me è successo in una situazione, ma non è neanche bizzarra, però un po' poco profonda, possiamo dire così. Stavo guardando Ritorno al futuro con mio papà e lui mi fa lavoro, diciamolo. Sì, ma fa, ma ti pensi se, ma ero piccoletto, cioè nel senso sono stato anni fa, ti pensi se tu tornassi indietro, incontrassi, beh, sì, per carità, ho detto figo, però vabbè, cioè no, era una cazzata solo di dire sta roba qua che stavo raccontando adesso da Alice. Però sì, mi è capitato in quei termini, però cioè no, devo dire però di mia spontanea volontà, così che mi fermassi a pensare, forse no. Però lascio, cioè dopo sta cosa, la parola al pubblico, vedo meglio. Forse Sabina. Scusa. Io mi sono sempre chiesta se fossi stata amica dei miei genitori, se io li incontrassi mi starebbero simpatici. La risposta non lo so. Forse non vuoi davvero la risposta. Tipo alla mia età, 20 anni. Questa è una bella domanda. Questa è sacca. Io avrei paura di chiedermelo. Il futuro comunque ci azzecca sempre. No. No. La cosa più cringe in vita probabilmente. No, chi lo sa. Poi si cambia nella vita, per cui forse i nostri genitori erano più fichi di noi, anzi io ogni tanto ho proprio, sì, 100% probabilmente. Così. Grandi successi. Comunque a me piace un sacco fantasticare proprio, cioè nel senso tipo, mamma mai le foto di papà da giovane, cioè tipo, io lo penso tantissimo, soprattutto cioè guardando le foto, mi piace, tipo anche guardare foto di me da piccola, mi piace tanto, non so perché magari è... Il sentimento del tempo. Però mi piace veramente tanto, poi guardare come si vestiva mia mamma, se poi ancora quei vestiti o no, cioè che poi li rubo ovviamente. Cioè mi piace immaginare il loro universo in un altro universo, capito? Cioè come erano loro, magari prima di conoscersi, perché per me sono sempre stati adulti, capito? Non, come mia nonna è sempre stata mia nonna, ma mia nonna è anche la mamma e anche, cioè è tutto molto strano, intrippante. Però mi piace molto pensarci, io ci penso spesso, sì. Basta. Anch'io. Sì, non che sto lì a dire no, Dio, sì, chissà com'era mio padre a giovane. Cioè. Sì, ma non so, dai. Posso fare senza microfono? No, purtroppo non puoi. Per motivi contrattuali legali non possiamo. Ok, non ho mai parlato con un microfono. E io stavo pensando che in realtà più che vederla dalla parte di Telly, cioè la vedo dalla parte della madre, cioè come sarò io da grande, e rispetto ai miei genitori io penso spesso, visto che mi sento molto simile a loro, sarò come loro da vecchia? Sia in senso buono, per certe cose vorrei un sacco, per altre dico no, che paura a finire come loro, perché cioè diciamolo. Gli stessi traumi, tipo le stesse insicurezze io vedo soprattutto in mia mamma, e dico no, cavolo, non voglio finire come loro. Solo che quando mi danno consigli dico ma loro da giovani non l'avrebbero mai fatto, lo dicono solo perché sanno che è sbagliato e vorrebbero che non facessi i loro stessi errori, ma non è giusto. E niente, quindi stavo pensando più a Marion, che vede le scelte che farà, cioè anche vedere il suo futuro marito, a parte che secondo me è una meba quel marito, cioè terribile, cioè un padre proprio. Chissà cosa ha pensato lei vedendo il suo futuro marito, il padre di sua figlia. Sì. Questo, volevo rispondere alla domanda dicendo no, il contrario, ecco. Grazie. È molto intrippante anche questo. Cioè, come saremo da vecchi, capito, Opi? Come ti immagini da vecchio, Opi? Questa è l'altra domanda che ho. Come ti immagini da vecchio? È tutta una copertura per fare questa domanda. Un vecchio è un vecchio, cioè, appunto, Così, sono tutti uguali. Oh, guarda, questa cosa per me diventa ogni anno più vera comunque.
Dai Carlo. Vabbè, allora, salvandoci in corner con la frase che, capito, l'età è un numero relativo, non c'è una soglia prestabilita. Io appena... Io ho 20... Queste parole qua saranno online. Io ho 23 anni. Appena ne compirò 24, il 9 agosto 2025, sarò ufficialmente fuori dalla gioventù. Cioè, the college dropout. Avete visto? Mi considererò fuori. Cioè, l'Unione Europea sta alzando la soglia. A 35 anni sono disperati, non ce la fanno, non c'è nessuno che si identifica più nel canone adulto. Non so se voi conosciate il ritornello della canzone Che ne sa anni 2000 di Gabri Ponte, no? E voi dite grande hit estiva di Grest. Nel ritornello si dice, cioè io prendo questo come riferimento per basare la mia vita, no? Cioè Cicerone, De Senectute, no, Dante e Gabri Ponte, raga. Dai 18 ai 24 vorrei la vita in loop. Cioè, questo è l'ultimo anno, non sto scherzando. Cioè, capito? Io dopo i 24 mi sentirò in una nuova fase. Cioè, cosa? È questa qua è l'altra scusa che ci diciamo. Vabbè. No, comunque, cioè, adesso momento meme. Cioè, devo convedere sempre una parte con una cazzata gigante e poi momento serio di introspezione. Cioè, ogni età, secondo me, ha i suoi oneri e onori, diciamo, no? I suoi agi e non agi. Cioè, vedo questo laser che si avvicina pericolosamente. No, cioè, secondo me c'è bellezza anche nell'essere vecchi, cioè nell'essere anziani, o che dir si voglia, cioè... No, perché io mi immagino, cioè... La gioventù, cioè che sia la soglia che uno si mette, ripeto, per me sono i 24 anni, cioè dal primo giorno di 24 anni io, ma gli altri che pensino per sé, io mi considererò, cioè, in una nuova fase, diciamo, un quarto di secolo, 25, mamma mia, ma arrivarci a un secolo completo, voglio, piano qua. No, però, cioè, arriverò, si spera, in una fase in cui avrò 60 anni, cioè in cui avrò i capelli veramente bianchi, in cui c'è... No, esatto, c'è bellezza anche nel non avere capelli. Assolutamente sì. No. Io un altro, ecco, fine ai 24 me li faccio crescere, tipo Alice. Si arriveranno, e poi a 0 me li taglio e ci saranno prove video di quello che sto dicendo, cioè non sto scherzando. No, però scherzi a parte, cioè è molto bello secondo me anche, cioè si arriverà a essere effettivamente grandi ed essere anche anziani, cioè i nonni ne sono un esempio plateale di questo. Cioè, ed è bello secondo me arrivare a quell'età, ma opinione mia, cioè è bello arrivare a quell'età, no, con tutta l'esperienza passata, dopo aver sentito che la soglia è 24. Ciao. L'onesta reazione è questa. Stava andando così bene. Cioè, cosa? No, meglio. Qui ti voglio. Facile parlare quando, Ciao comunque. Cioè, immaginatevi tipo sessantenni, no? Con un sacco di esperienze alle spalle. Cioè, quanto bello è essere nella posizione, non lo so, cioè di essere grande e di... questa è una cosa, cioè, che mi piace tanto, di far crescere qualcuno, no? A tua immagine e somiglianza. Cioè, essere genitore, no? Cioè, immagini miei, no? Crescere una versione di loro... con i lati buoni e virtuosi, cioè in dei film deve essere una cosa incredibile. Io magari romanticizzo troppo, però cioè crescere, non lo so, un mini me, fargli ascoltare la musica che voglio io, cioè però poi crescono, cioè, no, immaginatevi Carlo con un figlio, no, a fargli vedere i film che vuole lui. Cioè, quanto bello deve essere! Lo incateno alla sedia. Cioè, tu in qualità di padre... In qualità di padre sarei un padre fantastico. Capito? Perché i pregi della vecchiaia, non so voi... No, non funziona così. Anzi, c'è il rischio che tu gli rovini esattamente quello a cui tu tieni di più e glielo rovini e loro giustamente prendono altre strade, secondo me. Cioè, non ne ho idea, però penso di sì. Cioè, penso che sia naturale che a un certo punto, cioè se ti arrivano stimoli in un senso, a un certo punto può venirti l'interesse di andare da qualche altra parte, e questo è naturale. Poi magari c'è un ricongiungimento più avanti, chi lo sa, però
Cioè, io voglio dire che, come ho sentito una volta su un programma, i figli non sono un'estensione dei genitori, sono persone che vanno scoperte dai genitori per quello che sono e che saranno in futuro. È esattamente così. Non lo potevo sapere, non avendo figli. No, nemmeno io, ma essere setata può insegnarti anche lezioni di vita. Sono d'accordo comunque. Sì, anch'io mi sono trovato molto d'accordo su questa frase qua e l'ho fatta mia. Siamo a quasi un'ora di runtime. Sì. Qualcun altro, le ultime Se aggiunte? qualcuno vuole aggiungere qualcosa? No, si proceda. Beh, magari prima di un ultimo giro. C'è. Prima di un ultimo giro. Do la parola a chi ha alzato la mano. Grazie. Vabbè, io devio dal delirio che avete portato avanti. Grazie. No, io mi sono domandato per tutto il film perché non c'era la musica. È una domanda, non ho la risposta. È vero. Poi per il resto, morte totale. Però io non mi sono trovato una risposta, perché è un po' strano, perché alla fine sono bambine, appunto, come è venuto fuori anche nella serata, quindi tendenzialmente, no, come si è ripetuto, uno associa il bambino all'allegria, tutto bello, sereno, invece questi niente. Quindi forse si lega anche al discorso che è venuto fuori con gli interventi prima, suppongo. Quindi anche rendere più realistico questa realtà di infanzia, che non è che pensano che hanno i balocchi in testa e basta, ma si vivono la vita giocando un po', o se no facendo anche discorsi che sono molto più adulti, che io personalmente, attaccandomi brevemente al discorso che avete fatto, che hanno fatto prima, cioè non mi sembra una roba così strana che un bambino venga fuori e faccia determinati discorsi, soprattutto con i genitori, perché poi sul fatto della domanda che fa lei alla madre bambina, eri troppo giovane per farmi una roba del genere, cioè sì, lì è un po' tirata forse per i capelli, però per il resto delle domande secondo me ci stavano, cioè alla fine la bocca di un bambino è la verità di per sé, no, perché non ha filtri, e quindi se gli viene in mente una roba la dice, anche se effettivamente può essere un discorso da adulti, però se ha un'azione e reagisce in questo modo, vuol dire che ha recepito una cosa che è arrivata anche dall'ambiente, e quindi secondo me ci sta, cioè basta, ho finito. Anch'io sono pienamente d'accordo con quello che ha detto, e molto spesso anche per quanto riguarda i bambini si pensa appunto vivono nel mondo fatato, giocano e basta dal mattino alla sera. Invece a me lavorando anche con i bambini è piaciuta proprio l'interpretazione invece che hanno dato della vita dei bambini, e anche il fatto che molti bambini abbiano una maturità intellettiva che veramente sembra di rapportarsi con un adulto. Anche il fatto di trattare la morte in modo così, diciamo, naturale, a volte viene a mancare magari il nonno, la nonna, gli viene detto è volato in cielo, non c'è più, è andato via, e invece qui, e poi i bambini invece percepiscono tantissimo questa mancanza, questa assenza. E trovo anche bello il fatto che abbiano spiegato che appunto la nonna è morta. Mi è piaciuto anche il fatto che sia incentrato tutto sulla figura femminile, e l'unica figura maschile, come hanno detto prima, è un po' assente, un po' una meba, brutto da dire, però è vero, questo papà che sembra lui invece nel mondo fatato, sempre questo sorrisetto un po' scemo. Però comunque, nonostante siano molto mature queste bambine, hanno comunque la loro parte da bambine, il fatto di giocare a fare le crepe, pancake, o anche il fatto di costruire la loro capanna come luogo sicuro. Quindi a me è piaciuto molto proprio come interpretazione il fatto che ci siano bambini, sì, persi nel loro mondo fatato, ma ci siano tanti bambini invece che hanno una capacità introspettiva che è veramente, veramente incredibile. Appunto, lavorando con i bambini me ne rendo proprio conto, sembra di rapportarsi con degli adulti.
Io sono anche d'accordo, cioè sono d'accordo in realtà. Poi sulla musica, no, cioè esteticamente secondo me come scelta lavora a favore di un certo tipo di clima, di atmosfera, no? Per cui cioè ci sono questi ambienti silenziosi, questa calma che però sì, appunto non è totale, perché c'è sempre un senso di non so, c'è qualche cosa comunque a livello di malessere che grava sulla situazione, secondo me, anche se poi il film non la esaspera. E cioè c'è la scelta di concentrare la musica in un punto specifico che è quasi, non so, anche da un punto di vista emozionale viene posto quasi sopra gli altri, viene distinto dagli altri e secondo me anche questo aiuta, cioè credo che la scelta poi di aver tenuto praticamente assenti le musiche sempre abbia contribuito a creare questo tipo di atmosfera di cui parlavo, secondo me, di cui il film si nutre in qualche modo, perché appunto non diventa più qualche cosa che sia semplicemente tenero, ma diventa, cioè viene portato ad un livello di sospensione per cui tu non sai esattamente come prendere quello che sta avvenendo nel film, e appunto più spesso questa cosa è associata quasi a un'impressione spettrale, almeno, ripeto, secondo la mia sensibilità. E poi sì, c'è l'idea della musica del futuro che irrompe, tra l'altro musica del futuro che a me sembra sempre un po' del passato, perché questi synth analogici comunque sono un po' anni 80, vabbè, però questa... e sì, l'altro punto in cui c'è musica è all'inizio, quando ci sono quelle 2 o 3 note di pianoforte sui titoli, quando compare il titolo, ma sì, di fatto poi non ha grande... Sì, per il resto la musica è assente e secondo me artisticamente a livello di resa è bene che non ci sia, insomma l'ho apprezzata come scelta personalmente. E qui ho una cosa da dire, vabbè, non io in quanto io, ma io in quanto, fate finta sia Céline Sciamma. Lei sulla musica del film ha detto questo, cioè anzitutto l'unica canzone con le parole, si vede anche alla fine durante i titoli di coda, l'ha scritta lei, non ha scritto la musica del film, però nonostante appunto tutte le canzoni del film, quelle poche canzoni del film in realtà, siano tutte canzoni originali, quindi fatte appositamente per il film, l'unica con le parole l'ha scritta lei, quindi si è espressa anche in quest'altro modo, oltre alla sceneggiatura del film e alla regia. E l'ultima cosa, magari l'ultima curva prima di passare ai consigli, lei disse che, parlando di questo film e dell'assenza di musica, che il silenzio è tensione, e che è stato realizzato per questo film un grande lavoro di sound editing che io ho presente personalmente nella scena dove loro sono nel bosco, calpestano le foglie, cioè è un film anche non dico bello da ascoltare, però che ha avuto una raffinatezza anche nella cura del suono. E d'accordo con le parole della regista e anche con Carlo quando dice che l'assenza, quindi il silenzio, sia comunque tensione, cioè un grandissimo film. E poi veramente passiamo, se non c'è qualche altro intervento, ai consigli, in cui che non c'entra con questo film, però uno dei primi film in cui ho realizzato quanto fosse impattante l'assenza di colonna sonora e di suono Non è un paese per vecchi. Non so se lo conosciate, l'abbiate visto, è un fratello dei fratelli Coen, già ampiamente presenti su questi schermi, vinse mi pare l'Oscar nel 2007 come miglior film. Grandissima interpretazione di Javier Bardem, e in quel film non esiste colonna sonora, cioè il protagonista è questo psicopatico, for real psicopatico, vedendolo ve ne accorgerete, ve ne siete già accorti, e il fatto che non ci sia colonna sonora, quindi neanche la finzione del cinema sia presente, cioè sembra proprio ripreso e non c'è ovviamente artificio cinematografico, però non te ne accorgi guardandolo, lì ti travolge del tutto. Sì, sono d'accordo. Tocca a me fare le parti cattivi dicendo se c'è qualche ultimo intervento prima di... Vai! Che rispetto alla musica in realtà c'è anche tanti auguri a te,
cantata 2 volte, quindi non so se anche quella è originale. Ma No, quella forse no. Niente, no, volevo solo dire che non ho percepito quel calore che dicevi tu, per me è stato molto malinconico, mi ha fatto un po' pensare a come cambia anche il tuo cervello, come pensi quando sei bambino, le emozioni. Mi ha fatto un po' pensare alle emozioni di quando sei piccolo, come ragioni, eccetera. E secondo me invece la stillettata è stata quanto terribile deve essere per un bambino scoprire quando morirà la propria madre, perché penso sia una delle paure più grandi, e lei lo scopre e non è che abbia una reazione è come se lo accettasse e non le cambiasse così tanto. Quello ho pensato fosse veramente terribile. Basta. Grazie. Se c'è qualche altro intervento, parere, considerazione critica, elogio. Critica negativa. Sì. Beh, allora possiamo andare, lo diciamo, chi è che lo fa con no, dato che manca strap. Ok. Se vi è piaciuto Petit Maman di Céline Sciamma, amerete Uela. Parole. La mia vita da zucchina citato. Esatto, partiamo dalla fine. Quando l'hai detta avevo gli occhi a forma di cuore, non ti andrò a mentire. Non aggiungerò niente in più su questo film in realtà. La mia vita da zucchina lo vidi su Mubi, che ai noi non ci paga per dirlo, però se volesse viene qua, pagato per essere visto. Esatto. Quello che hai detto lo condivido non appieno, di più. Céline Sciamma in questo caso firma la sceneggiatura di questo film e non la regia. Gen Z esiste da 3 anni, non abbiamo ancora fatto vedere un film d'animazione finora, perché a dicembre c'è qualcosa che bolle in pentola d'animazione, ma non vi diciamo altro. La mia vita da zucchina, bellissimo. Parola agli altri e agli altri film consigliati. Io riconosco un po' di cose che avevamo considerato, forse non per la rassegna, però il doppio è un tema talmente, che non so, è uno dei temi importanti del fantastico, ed è un tema che al cinema è stato affrontato tantissime volte. Uno dei film classici sul doppio, sulla persona che si ripropone in altri, cioè in una versione lievemente cambiata di se stessa. La versione svedese di Ingmar Bergman. Nella versione rigirata da Ingmar Bergman del film di Alfred Hitchcock, in realtà Vertigo, che poi è La donna che visse 2 volte in italiano. Vabbè, c'è questo piccolo errore, ma sì, esatto, per cui abbiamo fatto un doppelganger tra Bergman e Hitchcock. Ma io non so con quale delle 2 persone io sto parlando stasera, perché a lei non è piaciuto il film di stasera, Opicini numero 2. Ma ormai è tardi, ragazzi, perché non mi è piaciuto. Uno dei film classici sul tema è proprio La donna che visse 2 volte, in cui c'è la scomparsa di una persona di sesso femminile che ricompare a un certo punto misteriosamente quasi uguale a tormentare la vita del protagonista, che è un detective che soffre di vertigini, però sarebbe lungo spiegare il film, e vi diciamo solo che è uno dei capolavori della storia del cinema, quindi se vi capita guardatelo. E poi La doppia vita di Veronica, un film di Kieslowski, regista polacco noto per il Decalogo, insomma anche questo da vedere rispetto a 2 identità femminili che si confrontano. E Giulia e Giulia di Peter Del Monte è una curiosità, perché è un film italiano, però con attori interpretato da Kathleen Turner e Jeremy Irons, quindi c'è un cast internazionale coinvolto nel film. È un film degli anni 80, dell'86, ed è uno dei primi film girati in alta definizione a Trieste. È un film davvero curioso, un thriller psicologico abbastanza strano, e è un consiglio bizzarro che diamo, ecco. Basta. Che dire, esatto. Un applauso a Luca Antonello alle macchine.
applauso a voi. E noi ci vediamo venerdì prossimo per un filmone, spoiler, che la FBI o qualche associazione inglese ha definito come il miglior film del XXI secolo. Wow! Con questo sarà vero? Sarà vero? O sarà No. l'ennesimo film? Allora, non è sicuramente vero perché queste classifiche lasciano valgono quel che valgono. Valgono quel che valgono. Grazie mille.